Eccoci qui amici di Radio Chef. Settembre riparte alla grande anche nella nostra cucina, quella proprio del nostro programma, perché riprendono tantissimi eventi nel nostro bellissimo Friuli Venezia Giulia, ma soprattutto buonissimo. Infatti in questo settembre ci muoveremo a partire dall'appuntamento che vi racconteremo oggi, ve lo anticipo già dal titolo ma lo riconoscerete, è Easy Fish, il festival del pesce dell'Alto Adriatico. Passeremo poi a Friuli Doc, saremo a Gusti di Frontiera, ci sarà poi Barcolana, insomma veramente un periodo ricchissimo. Poi vi aggiorno anche con le date più nello specifico, ma io sono pronta e sono carica a partire anche con voi di Radio Chef. Avremo poi le ricette anche dei nostri ascoltatori, ma voglio dare subito il buongiorno al nostro super ospite di oggi che ci racconterà di più su questo appuntamento pronto a partire proprio da domani, venerdì 6 settembre, che è il nostro baker preferito, Fabrizio Nonis. Ciao Fabrizio, buongiorno. Ciao a tutti, ciao cara, buongiorno a tutti i radioascoltatori ovviamente della vostra emittente. Un grande piacere essere qua con voi. Grazie del super baker, perché in effetti avrò preso un paio di chili quest'estate, però sono super, va bene, ok? Sei super sempre, ma è proprio per questo che ti chiedo anche, da baker, perché ti ritroviamo nel mondo del pesce dell'Alto Adriatico del Friuli Venezia Giulia? Diciamo che tutto nasce circa 10 anni fa, quando nasce l'idea di dare qualcosa di nuovo qui a Lignano, no? A Lignano Sabbiadoro, dove io ci abito da più di 35 anni ed è la mia stazione balneare, cioè il posto balneare prediletto in assoluto. Io ci passo le vacanze, quelle che posso, e promuovo Lignano sempre con tanto piacere, perché secondo me è un posto straordinario poi in Friuli Venezia Giulia. Quindi da una situazione un po' particolare in cui si faceva un evento che non dava grande visibilità o la giusta visibilità a quegli imprenditori che credevano nel voler investire, nell'innalzare la qualità del prodotto di ristorazione legato anche al pesce dell'Alto Adriatico, mi è stato chiesto di creare un'idea e insieme a vari enti l'abbiamo creata ed è nato Easy Fish. È ovvio che la mia consulenza era non molto, diciamo, organolettica per il materiale, quanto creare qualcosa che attirasse le persone a Lignano, ma non solo, perché Easy Fish adesso è diventato una cosa molto più importante. Easy Fish in questi ultimi 6-7 anni, e questo l'ho ribadito in più interviste, lo ribadisco anche in questa, è diventato fulcro per mettere insieme grandi, bravi, giovani chef del territorio insieme ad altri tanti grandi, bravi, giovani chef dell'entroterra, quindi di Lignano, della regione Friuli Venezia Giulia, e non solo, anche chef nazionali e internazionali. Qual è lo scopo? Semplice. È un po' come giocare a calcio. Se giochi, non me ne vogliano, se giochi ovviamente in categorie minori, sei bravo, ma giochi un calcio. Se giochi invece, se lo potete giocare in categorie superiori di eccellenza, inevitabilmente, anche se giochi poco o tanto, impari a giocare un altro tipo di calcio. Ecco, l'idea era quella di mettere insieme chef, quindi multi-concettuali, in maniera che si elevasse il concetto proprio di valorizzazione dell'enogastronomia di Lignano. E a suon di perseverare, di insistere su questa strada, diciamo che a Lignano siamo riusciti ad ottenere che anche una buona parte dei ristoranti offrono un'ottima qualità di prodotto, di piatti, di servizi. Altri un po' meno, ma una buona parte, grazie anche a Easy Fish, hanno saputo approfittare di questo tipo di campionato d'eccellenza per giocare insieme e mettere sul campo le varie conoscenze per poi rimetterle poi sui loro ristoranti. Una bella squadra quella che si unirà proprio in questo fine settimana a Lignano, dicevamo da domani fino a domenica 8 settembre, anche perché lo sappiamo, in Friuli Venezia Giulia vengono tantissimi ospiti che arrivano dall'Austria, dalla Slovenia, dalla Croazia e non solo, ed è qui che vengono a cercare anche la nostra qualità per assaggiare un po' di tradizione enogastronomica friulana e del Friuli Venezia Giulia in generale. Volevo a questo punto chiederti, anche perché hai parlato della squadra che sarà riunita a Lignano, ma ci saranno anche diverse aree, ci saranno gli show cooking, ma si potrà anche degustare naturalmente. Siccome io insieme a tutti quelli che lavorano per Easy Fish, quindi dal comune, ringrazio il sindaco, ovviamente la Laura, ringrazio la Lisagest nella figura del presidente e dell'amministratore delegato, ringrazio la regione nella figura del presidente Federica e di Sergio Bini, che hanno sempre creduto in queste iniziative e le hanno supportate, quindi grazie anche a loro. È stato scelto di continuare, soprattutto quest'anno che è un anno un po' difficile, perché è un anno di transizione, perché spostiamo il baricentro della manifestazione che era davanti a Terrazza Mare, lo spostiamo
all'ufficio 7, in modo che comunque si possa, al Beach Village in pratica, in modo che si possa dare comunque continuità all'evento. Sarebbe stato peccato fermarlo, no? Però i concetti sono sempre quelli: ci sarà il palco con tutti gli chef messi insieme, combinati per promuovere e presentare la loro creatività, dando in degustazione anche un minimo di piatti. È ridotto nei confronti dell'anno scorso perché l'area è più piccola, ma ci siamo adattati. Comunque questo servizio abbiamo voluto mantenerlo anche se i numeri ridotti. Ci saranno le casette con lo street food, che non bisogna mai trascurare, perché io ho sempre difeso trattorie, osterie, ristoranti anche non di eccellenza, ma chi fa con passione, con cuore il suo lavoro anche attraverso una cucina semplice va valorizzato, quindi ci sarà anche lo street food. E infine non dimentichiamoci che c'è anche l'immancabile enoteca regionale, dove propongono i vini tra i più buoni al mondo, tra i migliori al mondo, tra i bianchi e i rossi migliori al mondo, che sono i vini della regione Io Sono FVG. Ecco, quindi queste sono le tre macro aree dove potremo trovare l'ufficio 7, tutto quanto in una situazione un po' rimaneggiata, ma sempre fatta bene, proprio per dare continuità agli edifici, perché sia una manifestazione. E io ritengo una delle manifestazioni più belle, più importanti, più di spessore, ma soprattutto più di squadra formativa, professionale, che venga fatta, diciamo, secondo me, da Rimini in su, quindi è tutto nell'Alto Adriatico. È veramente qualcosa di prezioso per Lignano Sabbiadoro e anche per il Friuli Venezia Giulia. Dice benissimo Fabrizio, io tra poco voglio chiederti anche quali saranno gli ospiti, un po' se ci sveli qualche nome, ma prima volevo raccontarti anche la ricetta dei nostri ascoltatori che arrivano da tutto il Friuli Venezia Giulia. Questa volta arriva da un po' più lontano, perché in Friuli Venezia Giulia, come vi dicevo, si possono incontrare veramente tantissime persone. In uno degli ultimi appuntamenti abbiamo incontrato Andrea da Firenze, che ci ha lasciato la sua ricetta del branzino al sale. Per prepararla vi serviranno 500 grammi di branzino, 1 chilo di sale grosso, un limone non trattato e del prezzemolo. Andrete, come si fa questa ricetta? Disponete uno strato di sale su una teglia ricoperta con carta da forno, ci adagiate sopra il vostro branzino già pulito ma non squamato, perché anche per questa operazione, come per la carne, ci si rivolge al beccher di fiducia. In questo caso potete rivolgervi alla vostra pescheria di fiducia e lo adagiate direttamente sul sale. Lo farcite con alcune fette di limone tagliate sottili e il prezzemolo tritato grossolanamente, e poi ricoprite il branzino totalmente con il restante sale grosso. A questo punto infornate a 200-220 gradi per circa 25 minuti e una volta cotto attendete qualche minuto e con un cucchiaio liberate il vostro branzino dal sale. Lo trasferite su un piatto da portata, rimuovete la pelle, se viene via facilmente e la carne risulta morbida e succosa, a questo punto che il pesce è cotto bene. Separate i filetti dalla lisca e impiattate. In abbinamento vi consigliamo, anche in collaborazione con i supermercati Bosco, la ribolla gialla di La Roncaia, così completate anche il vostro piatto. Beh, una ricetta sicuramente della tradizione, molto molto buona. Fabrizio, cosa ne pensi? Volevo suggerire ad Andrea, grazie per la ricetta, volevo suggerire che da noi i branzini sono un po' più grandi perché arrivano dalla laguna di Marano, una delle lagune più straordinarie per ecoflora e ecosistema, e sono veramente branzini straordinari perché hanno questo micro habitat che esce appunto da questa laguna, che arriva da Marano a Grado a Lignano, e quindi ha un pescato strepitoso. Quindi Andrea, se puoi ordinare il branzino, magari ordinalo da Marano, perché non ti leverà mai di 500 grammi, ma ti leverà un minimo di 800. È tutto naturale, perché qui si pesca alla grande, è naturale. Quindi, ed è assolutamente branzino buonissimo. di Marano, ok? Branzino marchiato FVG. E poi, come ti dicevo, vogliamo sapere un po' di anticipazioni, quindi ci puoi svelare qualche nome di quali saranno i tuoi compagni di avventura? Assolutamente sì, anche quest'anno abbiamo voluto combinare un paio di cose, ovviamente senza trascurare gli chef locali, abbiamo scelto anche degli chef, diciamo, di portata, di spessore importante. Ci sarà per la prima volta nella sua vita, non è mai stata qui a Lignano Sabbiadoro, Giusy. Giusy è una mia collega di Food Network, è bravissima, conduce un programma che si chiama Giusy in Cucina, molto brava in cucina, lei è siciliana e non vedeva l'ora di venire per la prima volta a Lignano, tant'è vero che si ferma qui il weekend per capire e scoprire Lignano. Mi do una dritta: Giusy in Cucina, oltre ad essere bravo in cucina, oltre a fare un programma, è addetta stampa di tanti chef importanti, Cavanacciuolo, insomma ne ha tantissimi, quindi portarla qui aveva un doppio scopo, quello di fargli vedere questa città
di farla conoscere alla gente perché è molto popolare. A me piace la popolarità e non la notorietà, che è diversa, e in più vivere con la sua famiglia direttamente perché, sai, comunque potrebbe diventare un ambassador del nostro territorio. Poi ci sarà Andrea Canzian, che è diventato presidente dei GRE, dei Giovani Ristoratori d'Europa. Suo papà è di queste origini, è tanti anni che cerco di portarlo, lui ormai è trapiantato a Milano da tanti anni, uno chef riconosciuto a livello internazionale, ma soprattutto adesso che è presidente dei GRE può dire anche la sua, promuovendo il nostro pesce e il nostro territorio. E dopo c'è anche Roberto Balbuzzi, era già stato qua. Roberto Balbuzzi, chef ormai riconosciuto, lavora con me da Antonella Clerici, lavora con me in Food Network, ha lavorato con me per Alice per tanti anni, attualmente conduce un programma che si chiama Cortesia per gli ospiti, un ragazzo, oltre che molto bello, molto bravo, preparato e grande comunicatore, quindi anche qui, perché abbiamo bisogno di comunicare anche queste cose. E non mi sono fatto mancare la sorpresa, perché già c'era l'anno scorso, ma io gliel'avevo preannunciato quest'anno in una puntata televisiva che ho fatto di Beccare un Tour con lei, prima che partisse per le Olimpiadi, e in quella puntata io ho detto: vedrai che vincerai qualcosa di grande, senza dire cosa. Ebbene, l'ha vinta e tornerà sia Easy Fish che in televisione con me Mara Navarria, campionessa di sciabola a squadra femminile, nonché friulana doc, nonché anche cara amica. E questi sono i 4 ospiti. Dopodiché vi dico anche i nomi dei ragazzi che saranno accoppiati di Lignano e dell'entroterra. C'è Matteo Susan con Edoardo Zanelli, che praticamente sono i 2 locali, uno è La Pigna, l'altro è il Balam. Poi c'è Federico Magliutti della Usonia con il locale Mandi dei fratelli Edi, sai che mi sfugge l'altro nome, Edi, insomma sono 2 fratelli bravissimi, ma il Mandi credo che li conoscano tutti come locale, è veramente un locale dove si fa il dry age, fra l'altro, come pesce. Poi invece ci sarà Rudy del Bancout Monaco con Camillo della Voce del Mar, e infine ci sarà Andrea Natali di Odio il Brodo di Trieste con Matteo, che insomma si combineranno bene insieme. La cosa bella è che abbiamo trovato uno chef dell'entroterra ma anche uno chef di Trieste, abbiamo voluto cambiare un po' per mescolare un po' le carte. Ricordo che se ci si iscrive, se si va sul sito, ci si iscrive, si ha la possibilità di venire a degustare per almeno 100 persone, circa 80-100, il piatto di ognuno di questi ragazzi che faranno insieme. Quindi si lavorerà uno insieme all'altro, accoppiati. Lo stesso vale anche per i talent, perché il concetto è mettersi insieme per poter dare la propria conoscenza attraverso la materia prima del territorio, conoscendo il Friuli Venezia Giulia, è solo un vantaggio che può dare valore aggiunto per il futuro della ristorazione di Lignano, in cui credo moltissimo e che sta dando per certi comparti dei grandi segnali di crescita. C'è ancora molto da lavorare, ma Easy Fish secondo me ha tracciato un percorso ormai irreversibile che farà solo del bene a Lignano Sabbia d'Oro. È una strada, è una famiglia che continua alla grande, una grande squadra come ci hai nominato prima. E infine, prima di salutarci Fabrizio, perché so che i tuoi appuntamenti sono tantissimi, anzi ti chiedo anche dove ti troveremo prossimamente, ma ti voglio chiedere anche il tuo piatto di pesce preferito. Ma il mio piatto di pesce preferito lo farò, ma te lo dico anche il perché. Cioè, io amo tutto il pesce, nel senso, sono un esperto di carne, ma tutti mi dicono sempre: ma tu non cucini pesce? No, non è il mio, io sono carne e viaggi, questo è il mio tema, però mangio tanto pesce, ho tanti amici chef che fanno pesce, quindi mangio anche dei piatti eccezionali, però me ne è riuscito uno a caso, forse una delle poche volte che ho cucinato il pesce subito dopo il periodo piuttosto doloroso del Covid, dove avevo degli scampi, avevo un po' di zenzero, avevo del lime e avevo qualcosa, necessitavo di cucinare, di diciamo finire il piatto con qualcosa, ma tutto lì istintivamente perché eravamo in uno stato un po' succinto tra persona e luogo, e ho trovato del piccolo i moscardini in piastra, come sono abituato a fare con la carne,
li ho conditi e alla fine sono andati a legarli con questo piccoletto con una grattugiata di zenzero. Ebbene, questo piatto, per quei succinto numero di amici che eravamo presenti, ancora oggi è un piatto che mi dicono: ma quando è che ce lo rifarai? Quindi questo non è il mio piatto preferito, ma questo è il piatto che proporrò io insieme a Mara Navarria. Dopodiché speriamo piaccia anche al pubblico. Sicuramente il fil rouge dei miei piatti è legato al territorio. Tutto il pesce che tu puoi trovare qui e che puoi mangiare attraverso la bravura degli chef rende piatti unici. Quindi prima di tutto parto dalla materia prima, dopo dall'interpretazione, ricordandoci una cosa: in cucina è un pezzo che lo dico, in qualsiasi comparto bisogna cominciare un po' a togliere e non ad aggiungere, a tornare un po' più al semplice e un po' meno al complesso. La gente vuole cose semplici, buone, particolari, ma che stupiscono per semplicità. Questo è il mio concetto. È vero, il buono della semplicità è sempre fantastico. Mi aggiornano dalla regia che il fratello di Eddie che chiedevi prima era Maci, quindi li ritroveremo da Mandi direttamente da voi a Lignano con Easy Fish. Ho dimenticato anche di dirti anche fratelli Mattia e Ricky di Trattoria da Ricky. Cioè, scusatemi, ma siccome sto lavorando parecchio e a volte perdo dei colpi, anche per l'età, perdo un po' di colpi per l'età, allora ho rimediato subito, quindi è Maci, bravissima, e poi ricordiamo appunto Mattia e Ricky Riccardo dell'Osteria Ricky, ci sono anche Fabrizio, loro. dove ti ritroveremo allora prossimamente? Allora, prossimamente, la settimana prossima, sono ambassador per settembre in Franciacorta per Bellavista e Contà di Castaldi, quindi un onore, il terzo anno che mi chiamano a essere ambassador per questo weekend così importante in Franciacorta. E la settimana dopo sono al G7 dell'agricoltura su chiamata in veste di ambasciatore per il food italiano patrimonio dell'UNESCO. Dopodiché vado al Couscous Fest in Giuria, da dove ci vado per 13 anni, e lì trovo anche tanti friulani, è bellissimo. Ricomincio con Antonella Clerici fra 2 settimane. Si sta per preparare una nuova avventura sempre Rai 1 su un programma molto conosciuto, ma a cui parteciperò adesso, ma che non posso svelare. E poi parte la nuova stagione sia su Food Network che su Sky, anzi la nuova stagione del Gambero Rosso è già partita ieri con la nuova puntata fatta in Malga Montasio con Beccheron Tour, con Mara Navarria, ma ci saranno delle belle sorprese. Volevo dire, c'è un altro programma nuovissimo che si chiama 4 per Aulis, ed è un programma che ho fatto andando in giro per il Friuli a chiacchiera con 5 persone straordinarie che mi hanno raccontato il territorio dal loro punto di vista, andando a Cicchetti, bevendo un thai o delle ombre o comunque un bianco o un rosso e mangiando dei piatti. Quindi sarà un programma molto bello e curioso, molto easy anche. Che bello, il buono della semplicità, come dicevi prima. Io ringrazio Fabrizio Nonis per essere stato con noi, non vedo l'ora di assaggiare anche il tuo piatto in questa edizione di Easy Fish a Lignano Sabbiadoro proprio a partire da domani 6 settembre fino all'8 settembre. Non mancate, ci vediamo lì anche per brindare insieme, come dicevi, così potrai brindare anche con tutti quelli che verranno a trovarti. E ricordatevi sempre, eccolo qua, io sono Friuli Venezia Giulia, venite a fare le vacanze in Friuli Venezia Giulia in qualsiasi stagione, perché c'è di tutto e di più. Noi qui vi offriamo tutto quanto desideriate, bello, montagna, pianura, mare, degustazioni, accoglienza e amicizie. Il Friuli Venezia Giulia è unico. Grazie Fabrizio, buon lavoro, ciao a te e a tutti, a tutto il team di Easy Fish. Grazie a voi, ciao. Voi non mancate perché noi ritorniamo domani con Radio Chef dopo questa puntata ricchissima. Ce ne aspetta un'altra perché parleremo di cocktail, quindi torneremo a brindare insieme ancora in un altro evento in Friuli Venezia Giulia che potrete gustare vicino al mare. Non mancate, Radio Chef ritorna domani e seguiteci anche sulle nostre pagine social. Vi aspetto anche con tutte le ricette dei nostri ascoltatori sul sito radio.0.it. Ciao, buon gusto a tutti! Radio Chef, sfida all'ultima ricetta.